E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un libro molto interessante dal titolo La Serenissima e il Ducato, arte, diplomazia e mercato nel carteggio tra Venezia e Mantova 1613-1630. Abbiamo ospite l'autrice, la professoressa Daniela Soliani, coordinatrice dei mostri e progetti, appunto Palazzo del Tè, che salutiamo. Buonasera professoressa. Grazie di questo vostro invito, grazie mille. Un'opera particolare che ci incuriosisce perché insomma parliamo della Serenissima, un tema sempre attuale per noi, ne parliamo molto alla nostra trasmissione. Il motivo, come mai questo libro, professoressa? Da dove ha preso spunto, da dove ha preso la voglia di scrivere tra queste due grandi potenze? Ma innanzitutto i rapporti di Mantova, della mia città, con la Serenissima, che sono rapporti veramente molto importanti, che già ci sono nel 300, poi nel 400 e nel 500. Io in particolare ho focalizzato il periodo del 600, ma Mantova ha un rapporto stretto con Venezia da diversi secoli. L'idea è chiaramente di mettere in evidenza il patrimonio di Mantova da un punto di vista documentario. Noi abbiamo a Mantova un archivio di Stato veramente eccezionale che conserva tutta la memoria della nostra città e soprattutto tutto il carteggio che a parte da Mantova va verso Venezia e viceversa, quindi mette insieme, diciamo, la Serenissima e il Ducato proprio per capirne meglio quelli che sono i rapporti. Certo, allora andiamo un po' all'origine di questa famiglia i Gonzaga, ecco, che hanno avuto 380 anni di potere, di governo, una famiglia importante, una dinastia importante, ecco. Da dove hanno origine? Ma i Gonzaga innanzitutto non erano mantovani e non si chiamavano neppure Gonzaga, venivano da un piccolo paese che sta nella provincia di Mantova, che è appunto il paese di Gonzaga, da cui prendono il nome, ma si chiamavano Corradi da Gonzaga. Arrivano a Mantova nel 1328 e combattono con la famiglia che già governava la città, la famiglia dei Bonacolsi, li sconfiggono e cominciano a prendere il potere e terranno il potere in città per quasi 400 anni, fino al 1707, quando muore l'ultimo rappresentante di Casa Gonzaga senza eredi, e quindi arriveranno gli austriaci naturalmente. Certo, ma come si afferma questa famiglia, insomma, con commerci, con attività, ecco, come diventa così importante, così potente? Allora, diventa potente pur avendo un piccolo stato, perché in fondo lo stato dei Gonzaga è un piccolo staterello, ad esempio, rispetto alla dimensione della Serenissima, naturalmente, ma è uno Stato che ha la possibilità di essere governato da figure veramente molto capaci, che trovano delle alleanze politiche, che trovano delle alleanze con l'impero, che trovano delle alleanze più tardi con la Francia, quindi saranno ad esempio le figlie dei Gonzaga ad andare in spose ai vari imperatori e ai regnanti europei, e quindi attraverso questi legami dinastici in effetti i Gonzaga riescono a conservare il potere. Un potere che mettono in evidenza anche attraverso la loro conoscenza dell'arte, della cultura, attraverso i loro palazzi, Palazzo Ducale, ma anche Palazzo Tè naturalmente. Quando veniva accolto un ospite presentavano la loro collezione di opere d'arte per far capire quanto erano ricchi, quanto erano importanti, quanto erano, diciamo, caratterizzati proprio dalla forza anche della cultura. Quindi per questo hanno ospitato artisti veramente molto importanti. Nella nostra città sono passati veramente artisti molto noti, in primis anche Mantegna naturalmente, sì. che è stato pittore di corte di Casa Gonzaga per quasi 30 anni, che quando arriva fa l'opera più importante di Palazzo Ducale, che è la Camera degli Sposi, ma ci lascia anche tantissimi dipinti, rappresenta in diversi ritratti anche la famiglia Gonzaga. Purtroppo oggi a Mantova non conserviamo questa bellissima e importante collezione di opere d'arte perché gli stessi Gonzaga decidono di vendere la collezione a Carlo I Stuart, al re d'Inghilterra, per uscire dai debiti, per riuscire in qualche modo proprio all'inizio del 600, nel periodo appunto di cui mi occupo all'interno del mio libro, per capire come fare ad uscire da un periodo di grave crisi, decidono di vendere la collezione. E poi vediamo, insomma, ecco, era prassi allora per fare un'abile politica
politica, matrimoniale, ambasciatori, si legarono agli Asburgo, ebbero un santo, 10 cardinali, 12 vescovi. Che rapporto avevano con la Chiesa, col potere di Roma? Con il potere di Roma cercano sempre, ad esempio, di avere un papa, cercano di eleggere un papa in qualche modo che sia Gonzaga, non ci riescono, riusciranno ad avere appunto cardinali, vescovi, un santo appunto che è San Luigi Gonzaga, sì, che proteggerà la famiglia, sì, diciamo, ma non riusciranno mai ad avere un papa, insomma, che si chiamava Gonzaga, ma in effetti hanno un rapporto però strettissimo, insomma, con Roma, perché anche il rapporto con il papa è un rapporto di equilibri naturalmente politici che bisognava avere, che bisognava conservare. Ecco, ad esempio, una figura importantissima della famiglia gonzaghesca che arriva però da Ferrara, che è Isabella d'Este, insomma, sì, alla fine del 400, lei ad esempio avrà un rapporto molto stretto con il papa, quindi riuscirà ad esempio ad ottenere, proprio per i suoi legami appunto politici con l'Europa e non solo con l'Italia, ad ottenere per il figlio Federico Gonzaga il titolo di duca. E i Gonzaga, quando diventano duchi, chiaramente diventano ancora più importanti, ancora più potenti, ancora più forti all'interno dello scacchiere, diciamo, di tutte le corti italiane ed europee. Allora, figura di spicco importante, Ferdinando Gonzaga. Ecco, chi è stato questo personaggio, professoressa? Allora, Ferdinando è proprio, diciamo, il personaggio più importante del mio volume, sì, perché mi occupo proprio del periodo in cui Ferdinando Gonzaga governa la città. Lui è il secondogenito di Vincenzo Gonzaga ed Eleonora de' Medici, quindi la madre era figlia del Granduca di Toscana, era però stato indirizzato alla carriera ecclesiastica, quindi avrà un rapporto stretto con Roma, con il Papa, resterà per un lungo periodo proprio a dedicarsi così all'arte, alla cultura, alla formazione anche religiosa. Poi quando il fratello maggiore, che è Francesco IV, muore nel 1612, lui deve ritornare a Mantova a governare la città e quindi diventa il duca di Mantova. È un periodo molto importante, proprio quello dell'inizio del 600 per Mantova, perché è, si può dire, l'ultimissimo periodo di gloria, di fama, di lusso, di ricchezza, insomma, della famiglia, perché da lì a breve, dopo la morte di Ferdinando Gonzaga nel 1626, inizia veramente la crisi. Il fratello minore, Vincenzo II, anche lui non avrà eredi e quindi non si riuscirà ad andare avanti, insomma, con la famiglia. Arriveranno per questo motivo i Gonzaga-Nevers, cioè il ramo francese dei Gonzaga, e quindi l'alleanza sarà spostata verso la Francia. Questo naturalmente creerà un grosso problema con la Spagna, e la Spagna per questo manderà a Mantova i lanzichenecchi per saccheggiare la città nel 1630. Quindi è un periodo proprio che segna la fine, si può dire, della famiglia e nello stesso tempo anche la fine della collezione gonzaghesca, perché è proprio Ferdinando insieme al fratello a vendere la collezione, appunto la famosa, certo, Celeste Galleria dei Gonzaga. Si avvia al declino e poi all'estinzione, perché poi non ci sono neanche più eredi, insomma, di questa famiglia. 1707 mi pare. Professoressa, andiamo adesso al punto interessante, i rapporti con la Serenissima, questa potenza, questa repubblica, insomma, che aveva contatti con altri ducati, eccetera. Allora, che rapporti ci sono stati? Ci sono stati sempre dei rapporti molto stretti, soprattutto per acquisto di oggetti d'arte, oggetti di qualunque tipo, perché come ben si sa Venezia è un mercato, è una grande piazza di mercato dove ci sono tantissimi mercanti che offrono di tutto ai Gonzaga. Naturalmente a Venezia ci sono gli ambasciatori dei Gonzaga, che sono gli inviati appunto del duca, i quali risiedono nella città e quindi segnalano giornalmente quello che si poteva comprare in pratica, quindi si compra di tutto, dai dipinti alle sculture, anche ad esempio piccoli oggetti esotici che arrivavano ad esempio dall'Oriente, ma anche profumi, ma anche tessuti. Ecco, i Gonzaga veramente si può dire che hanno un'idea del lusso e della ricerca, anche del lusso e della ricchezza molto chiara, e Venezia è un punto di riferimento importantissimo, ad esempio per i rapporti con l'Oriente. Ecco, tutto quello che arriva a Mantova dall'Oriente arriva attraverso Venezia, ma come in altre città, diciamo, italiane. Quindi ci sono mercanti con cui si rapportano continuamente e che offrono ai Gonzaga un po' di tutto. Ecco, volevo citare ad esempio una definizione del mercato veneziano. Viene definito come un incomposto
vocio diplomatico giornalistico di corridoio. Perché? Perché ci sono tantissime persone che parlano quotidianamente di tante informazioni che arrivano, che trasmettono appunto a Mantova, e sono tutte informazioni che vanno dalla politica a quello che invece diciamo si diceva nella piazza, ma anche si offrono delle opere d'arte. Queste lettere sono veramente molto interessanti perché gli ambasciatori raccontano, diciamo, della loro vita quotidiana, insomma, anche del fatto, ad esempio, che avevano bisogno di denaro perché magari lo stipendio che ricevevano dalla corte era insufficiente. Quindi è proprio vita vissuta e vita quotidiana, insomma, quella che trasmettono, ed è molto interessante perché ci si rende veramente conto di quanto è vivo il mercato veneziano, di quanto la Serenissima fosse in stretta relazione con i Gonzaga. Gli stessi Gonzaga decidono di vendere la loro collezione mettendola in vendita a Venezia, perché il mercante che tratta tutta la vendita della collezione della famosa raccolta di Casa Gonzaga è a Venezia, è un pittore fiammingo che si chiama Daniel Nis, è un mercante diciamo fiammingo anche, proprio sceglie Venezia perché a Venezia c'erano tutti in un certo senso e quindi tutti potevano vedere questa offerta. Certo. E quindi per questo motivo arriveranno poi i quadri naturalmente da Mantova a Venezia e poi da Venezia partiranno per l'Inghilterra e saranno appunto venduti a Carlo I Stuart, al re inglese. Quindi una collezione celeste appunto chiamata così preziosa, ma di quanti quadri si componeva? Cioè che valore aveva, di che entità? Ma era una raccolta veramente imponente, importantissima all'interno di Palazzo Ducale dove era collocata questa collezione. C'erano gallerie, c'erano sale veramente piene di opere d'arte, quindi c'erano dipinti, ma c'erano anche le sculture antiche, c'erano i gioielli, c'erano i bronzetti, c'era di tutto all'interno di questa collezione. Quindi i Gonzaga veramente erano riusciti a mettere insieme un numero molto alto di dipinti, possiamo parlare anche più di 200 tele, 500 sculture, ecco. Purtroppo tutto questo, come ho detto, oggi non è nelle sale di Palazzo Ducale, ma è in tutti i musei del mondo, insomma, all'interno di tante collezioni dei musei da Parigi a Londra, ad altri luoghi, a Madrid, insomma, ci sono oggi dei pezzi della collezione Gonzaga che sono usciti appunto dalla collezione durante la vendita, quindi negli anni già di Ferdinando Gonzaga e del fratello Vincenzo II, quindi intorno al 1626-27, ma più tardi anche escono dal Palazzo Ducale a causa del sacco. Quindi quando arrivano i lanzichenecchi, quello che non è stato venduto viene saccheggiato, quindi escono, si dicono appunto le fonti, carri e carri di opere d'arte da Palazzo Ducale. Quindi dovevamo immaginare effettivamente un percorso museale, chiamiamolo così, all'interno delle sale di Palazzo Ducale veramente meraviglioso, insomma, pieno di oggetti d'arte. Certo, una miniera, insomma, di opere veramente straordinarie. Allora, andiamo un po' al rapporto. Era stato più un rapporto, diciamo, culturale oppure anche basato su molti commerci? Cioè, di che spessore è stato il rapporto? Il rapporto è stato un rapporto molto economico con la Serenissima. I rapporti sono con i mercanti soprattutto, oltre che con gli artisti naturalmente che lavorano a Venezia, ma ad esempio Tintoretto lavora per i Gonzaga, cito anche Tiziano e tanti altri che sono in stretta relazione appunto con i Gonzaga, ma diciamo che soprattutto c'è un rapporto quotidiano di tipo economico. I Gonzaga vedono in Venezia e nella Serenissima proprio un alleato importante, non solo per acquistare opere d'arte, oggetti per la propria corte, ma ad esempio anche per avere prestiti in denaro. La Serenissima sostiene il Ducato, sostiene appunto i Gonzaga attraverso i propri mercanti e i mercanti prestavano denaro ai Gonzaga. Ad esempio c'è uno di questi mercanti che forse è il più interessante anche all'interno di tutta la mia corrispondenza e che si chiamava Dal Calice. Bartolomeo Dal Calice si può considerare come una sorta di banca in un certo senso, se vogliamo dire così, per i Gonzaga. I Gonzaga in almeno 50 anni, dalla metà del 500 fino alla crisi del 1626-27, continuano a chiedere denaro a quest'uomo che evidentemente aveva molte facoltà appunto economiche, quindi aveva capacità appunto
appunto economiche ed ottengono denaro proprio ad esempio dandogli in cambio i propri gioielli che diventavano pegno naturalmente per questo mercante che in cambio dava denaro proprio per la vita proprio quotidiana della corte mantovana. Quindi la Serenissima è proprio un punto di riferimento molto importante da un punto di vista economico proprio per i Gonzaga, non solo, ripeto, per gli acquisti sul mercato proprio appunto veneziano e nelle botteghe veneziane, ma anche per avere prestiti. Quindi era un punto di riferimento perché c'erano molte corti europee, perché c'erano molti mercanti, perché c'era disponibilità economica e quindi evidentemente i Gonzaga insomma vedevano in queste figure dei punti di riferimento per riuscire ad uscire soprattutto all'inizio del Seicento dalla grave crisi in cui si trovano. Certo, quindi un'economia solida che dava fiducia a questa famiglia, a questi componenti. Allora, certo. Professoressa, abbiamo appunto Ferdinando Gonzaga, cardinale e poi diventa duca. Ecco, questo passaggio come è avvenuto? È avvenuto, dicevo, a causa della morte dell'erede di casa Gonzaga, il fratello maggiore, che era Francesco IV Gonzaga, che tra l'altro aveva sposato una Savoia, aveva sposato Margherita di Savoia portando ai Gonzaga il Monferrato, muore nel 1612 improvvisamente, giovanissimo. Quindi lo Stato rimane senza l'erede e quindi il secondogenito, che è appunto Ferdinando, deve lasciare Roma, lasciare l'abito da cardinale e indossare l'abito da duca, insomma, quindi deve tornare a Mantova per governare la città. Questo naturalmente è un passaggio, come dire, abbastanza complesso nella figura di Ferdinando, perché naturalmente si era indirizzato a fare tutta un'altra carriera, insomma, che era la carriera ecclesiastica. Questo è un fatto però che segnala anche una sua formazione molto particolare. È un uomo di una cultura vastissima, che legge in 5 lingue, che compra continuamente libri di tutti i tipi, perché evidentemente ha avuto una formazione all'università, ad esempio all'Università di Pisa, dove era stato giovanissimo, che lo aveva indirizzato molto verso lo studio. Quindi è un duca che ha anche una cultura molto alta, diciamo, rispetto forse ad altre figure della famiglia Gonzaga. Quindi è per questo molto interessante e per questo anche leggere questi documenti del carteggio veneziano, diciamo, sono veramente molto interessanti perché si capisce che cosa gli interessa ad esempio leggere, quali libri acquistare. Lui acquistava ad esempio i libri proibiti, acquistava libri di politica, di filosofia, di storia, gli interessa Galileo Galilei ad esempio, quindi è un uomo di grandissima cultura, veramente di grande cultura. Allora andiamo un po' a una figura così che incuriosisce, questa Isabella d'Este, definita un po', non so, tra virgolette capricciosa, sposa di Francesco Gonzaga. Ma com'era Isabella d'Este? Ma Isabella d'Este innanzitutto è una donna che arriva da una corte importante che è la corte d'Este di Ferrara. Lei quando arriva a Mantova ha solo 16 anni, arriva nel 1490, sposa di Francesco Gonzaga e veramente ha un carattere e una forza notevolissima perché diciamo riorganizza in un certo senso la corte mantovana, ha una cultura notevole, viene da una corte dove aveva avuto degli insegnamenti molto importanti, degli insegnanti che le avevano insegnato il greco, il latino, la filosofia, eccetera. L'arte è sicuramente il suo primo interesse, quindi quando arriva a Mantova veramente cerca tutti gli artisti possibili perché in qualche modo arrivino in questa sua nuova città, appunto la città d'adozione. Ad esempio è in contatto con Leonardo, cioè cito soltanto uno dei tanti, ma lavora con Mantegna naturalmente, ma Lorenzo Costa, Perugino, veramente tantissimi artisti che ruotano attorno ad Isabella, che è una grande collezionista. È colei che dà inizio, diciamo così, alla collezione Gonzaga, proprio dal 400 in poi si mettono insieme proprio le opere più importanti della collezione. All'interno di Palazzo Ducale abbiamo questi due ambienti che sono lo studiolo e la grotta, dove lei colloca i primi oggetti, diciamo, della sua collezione e sono l'inizio di quest'idea del collezionismo di Casa
Gonzaga, che proprio continuerà poi nel corso dei secoli e purtroppo arriverà al tracollo appunto negli anni di Ferdinando, poi con la vendita della collezione. Anni e anni in cui Gonzaga proprio mettono insieme capolavori assoluti che vanno da Raffaello a Giulio Romano, a Tiziano, a Caravaggio, quindi è lei che dà inizio proprio input, si può dire, proprio di questo grande momento della ricerca di opere d'arte. E costituisce un patrimonio importante, ovviamente, con questo suo interesse e col contatto di grandi pittori, personaggi, tra i quali appunto il nostro Andrea Mantegna. Lo studiolo, lì veramente si concentrava per lo studio, per le sue attività culturali, era proprio questo ambiente che lei desiderava, mi pare. Sì, esatto, lo studiolo è il luogo dove ci si concentra in silenzio, in un certo senso, c'è anche una delle sue imprese che è proprio l'impresa del silenzio quando si entra all'interno del suo studiolo. Nello studiolo c'erano gli oggetti piccoli della collezione, c'erano dei piccoli bronzetti, c'erano dei dipinti appesi alle pareti, c'erano racconti nei dipinti che citavano i temi delle virtù, chiaramente, quindi c'è anche una visione, diciamo, di una ricerca di certi soggetti, insomma, all'interno poi di questi piccoli ambienti meditativi in un certo senso. Diciamo che dopo Isabella d'Este sicuramente la visione della collezione un pochino cambia, perché mentre l'idea di Isabella è quella di controllare in un certo senso in un piccolo ambiente la propria raccolta d'arte, quindi di restare un po' da sola a meditare in questo ambiente, al contrario invece Gonzaga successivamente si renderanno conto che invece bisognava mostrare la collezione, quindi collocare la propria collezione in grandi ambienti che potessero accogliere gli ospiti. Quindi l'idea è completamente opposta, perché la collezione diventa manifestazione del proprio potere e quindi bisognava manifestarla, certo, chiaramente. Esibirla. A differenza di Isabella, che ha una visione forse più intimista, ecco, sì, di questa sua raccolta. Allora, anche Ferdinando, ecco, torniamo un po' anche a lui adesso, ecco, la seconda moglie è Caterina dei Medici. Che impronta ha dato? Esatto. Che donna era? Caterina dei Medici viene sposata da Ferdinando nel 1617, viene dalla famiglia Medici, quindi è naturalmente un'alleanza importantissima, sì, per i Gonzaga. Questo matrimonio è un matrimonio non del tutto fortunato, devo dire, perché pur essendo lei donna comunque di alta cultura anche, purtroppo i due sposi non avranno figli e quindi questo sarà un grosso problema chiaramente, sì, per la famiglia Gonzaga, perché una volta poi morto Ferdinando Gonzaga diventerà duca della città il fratello Vincenzo II e anche lui non avrà figli e quindi termina la dinastia gonzaghesca e arrivano i Gonzaga-Nevers di Francia. Caterina è una figura interessante, ci sono documenti, anche lei in rapporto con Venezia, anche lei cerca oggetti, tessuti ad esempio per i suoi bellissimi abiti, una donna che purtroppo vive questa mancanza, diciamo, di eredi per il marito in modo probabilmente insomma anche molto forte. Tra l'altro bisogna anche ricordare che prima di sposare Caterina dei Medici, Ferdinando ha un altro matrimonio che è una sorta di matrimonio, diciamo, segreto, sposa una fanciulla del Monferrato che si chiama Camilla Fava di Bruno nel 1616. Da lei avrà un figlio naturale che si chiama Giacinto, che però purtroppo non riuscirà mai ad indicare come proprio erede, proprio perché questo primo matrimonio non viene suggellato in un certo senso dalla famiglia. Quindi il secondo matrimonio con Caterina è certamente più importante, è quello ufficiale, diciamo così, ma purtroppo la coppia non riuscirà ad avere eredi e quindi questo sarà una delle cause chiaramente del disastro, insomma, successivo, ecco, della famiglia. E sarà l'estinzione, che poi insomma non ci saranno più eredi legittimi, ecco, quindi che possono portare avanti questa famiglia. Beh, direi una famiglia interessante questa narrazione che appunto lei ci fa conoscere, ripeto, la Serenissima e il Ducato, arte, diplomazia e mercato nel carteggio tra Venezia e Mantova, 1613-1630. E lei venerdì 24 novembre presenta questo volume all'Ateneo, all'Archivio di Stato di Venezia. Esatto, mi hanno invitato, sì, appunto a presentarlo, visto che i documenti mettono in relazione
i due archivi in pratica, l'archivio mantovano e quello veneziano. Io ho avuto la possibilità non soltanto di trascrivere oltre 700 documenti arrivati da Venezia che sono conservati a Mantova, ma ho anche controllato poi le lettere che invece partivano da Mantova andando verso Venezia, che sono invece conservate all'archivio di Venezia. Quindi sono delle lettere che vanno, diciamo, nell'una e nell'altra direzione in pratica, verso l'una città e verso l'altra città, e sono spesso anche l'una la risposta dell'altra, perché l'interesse era anche questo, cioè cercare il dialogo, insomma, Sì. tra questi due archivi che presentano veramente così un patrimonio documentario importantissimo. Quindi, vista l'importanza, diciamo, di questo carteggio, mi sembrava anche interessante presentarlo nella città appunto della Serenissima. Certo, certo. Allora, abbiamo qui i nostri ascoltatori, ecco, perché Andrea Mantegna si ferma molti anni a Mantova, come mai? Ecco, un ascoltatore chiede anche il rapporto di Andrea Mantegna con Mantova, possiamo dire due parole, professoressa? Certo, Mantegna arriva a Mantova quando viene invitato dal marchese Ludovico II Gonzaga, resterà a Mantova quasi 30 anni, quindi per un periodo veramente molto lungo, muore nella nostra città nel 1506, sì, dove è tra l'altro sepolto. Resterà presso i Gonzaga perché evidentemente i Gonzaga lo celebrano come l'artista più importante della corte. Lui diventa l'artista di corte, il punto di riferimento di tutta la corte, esegue la Camera degli Sposi, che è il capolavoro assoluto, insomma, della corte in questi anni, e quindi evidentemente il rapporto con la famiglia mantovana è un rapporto molto stretto, un rapporto proprio di fiducia nei confronti dell'artista, che ha impegni importanti, insomma, perché non solo fa la Camera degli Sposi, ma esegue ad esempio i trionfi degli imperatori, dei Cesari, ad esempio, che oggi si trovano a Londra, tantissimi altri capolavori, quindi era considerato evidentemente dai Gonzaga il punto di riferimento, e nessuno riusciva come dire, a scalfire in qualche modo questa sua posizione di egemonia, ecco. Quindi per questo evidentemente non si sposta più dalla nostra città e resta fino al 1506, anno della sua morte. Quando arriva però ad esempio alla fine del 400 Isabella d'Este, ecco, Isabella si rende conto che Mantegna, pur essendo un artista di grandi capacità eccetera, però dice e scrive nelle sue lettere non è moderno. Quindi non è un artista moderno, Mantegna era in effetti un artista del 400. Lei voleva qualcosa di nuovo, qualcosa di moderno, così dice, così scrive, e quindi per questo ad esempio cerca Leonardo, cerca artisti insomma che sono proiettati verso il 500. Bene, bene, una narrazione molto interessante. Bene. Grazie a voi, Noi grazie la per l'invito. ringraziamo tantissimo, grazie professoressa, alla prossima.